trascurabile all'interno del sistema climatico. Ora, il sistema climatico è fatto di alcune componenti che hanno determinate relazioni fra di loro, no? Che sono gli scambi, ad esempio, di energia. Le acque evaporano e questo significa uno scambio di energia e anche di materia. Le acque scorrono, tanto per restare al tema, perché l'acqua è uno dei vettori, il sistema delle acque è uno dei vettori fondamentali, perché l'acqua porta con sé tantissima energia. Scaldare di 1 grado un litro d'acqua vuol dire un sacco di energia, lo sapete quando avete fame, queste pratiche che bolla per fare pasta, ma ci mette un sacco. Far evaporare l'acqua, cambiamento di fase dell'acqua vuol dire ancora più energia. È una grandissima riserva di calore l'acqua. Quindi, che cambi il ciclo delle acque, un minimo cambiamento del ciclo delle acque determina un grossissimo impatto sul sistema climatico. Ora, l'energia che sta dentro il sistema climatico viene tutta da qua, okay? L'energia del pianeta Terra viene tutta dal Sole. Minimissime quantità trascurabili sono dovute al decadimento naturale di elementi della crosta terrestre che rilasciano un po' di calore, ma del tutto trascurabile. Quindi tutta l'energia viene dal Sole e ne manda parecchia di energia. Quando arriva alla Terra, che è il terzo pianeta, il Sole ci fa arrivare circa 342 watt per metro quadro. In realtà di più, però la Terra non è una cosa piatta. Se voi metteste uno schermo piatto dal Sole avreste molto più di quello, circa 3-4 volte. In realtà questo è l'irraggiamento medio annuale su tutta la superficie della Terra, tenendo conto che è curva e che è vuota. Comunque è un pacco di energia. Ora, questa è una slide abbastanza complessa, non è che ci prenderà molto tempo, ma il punto fondamentale qual è? Per fortuna esiste una cosa che si chiama effetto serra, perché se non ci fosse l'atmosfera che trattiene l'energia del Sole, la temperatura media della superficie della Terra sarebbe di circa meno 15 gradi. Okay? Quindi, per fortuna esiste questo sottilissimo strato di atmosfera con di vapore d'acqua all'interno che è in grado sostanzialmente di trattenere una parte dell'energia solare che passa, una parte viene assorbita dall'atmosfera, parte arriva a terra in quantità di circa 170 watt per metro quadro, rimbalza, si raggiunge un equilibrio termodinamico all'interno dell'atmosfera per cui una parte di questa energia rimane intrappolata grazie all'effetto serra dei composti chimici che stanno disciolti nell'aria. Anche perché cambia, il punto è che cambia la lunghezza d'onda. Qui è la lunghezza d'onda energia è visibile, cioè la luce solare, d'accordo? E l'aria è trasparente sostanzialmente. Vedete qua, diciamo, si schiaccia per terra e rimbalza sotto forma di calore, sostanzialmente infrarosso. E questi composti dell'atmosfera invece sono opachi per l'infrarosso, quindi parte. Questo è l'effetto serra. E per fortuna, ripeto, che esiste, perché altrimenti questa è una visione pittorica dell'effetto serra. Ora, l'equilibrio tra l'energia radiante del Sole e l'energia che rimane intrappolata nell'atmosfera dipende da tantissime cose. In maniera principale dalla composizione chimica dell'atmosfera, visto che sono proprio l'atmosfera, si varia anche il radiative forcing, cioè la capacità di trattenere l'energia dentro l'atmosfera. Il principale composto chimico in grado di forzare l'effetto serra è il vapor d'acqua. Poi viene il metano come capacità, poi viene l'anidride carbonica, poi gli ossidi di azoto e via via altri composti chimici, alcuni dei quali non si erano mai visti in tutto quel lungo corso della storia che vi ho mostrato prima. Ora, lungo la storia della Terra il clima è cambiato pazzescamente tantissime volte. Cioè il clima cambia, è un fatto naturale, questo sì, è un sistema complesso che evolve. Il clima è l'equilibrio termodinamico di questo sistema complesso e quindi cambia. Sappiamo tutti che ci sono state delle glaciali, no? È un cambiamento climatico, non è un problema questo. Non è una cosa innaturale che cambi il clima. Il problema potrebbe essere
se il clima cambia, ad esempio, in un modo che non si è mai visto lungo tutta la storia dell'umanità. Perché il clima è rimasto relativamente stabile per tutta la storia, non la preistoria, la storia, no? Cioè, quindi quel periodo di qualche migliaia di anni passato, diciamo 10.000 anni. E la composizione chimica dell'atmosfera anche è rimasta sostanzialmente invariata. Certo, con delle fluttuazioni, perché un sistema ha sempre, no? Delle fluttuazioni medie, eccetera, eccetera. Però, se voi andate a vedere dei dati, quali hanno delle barre d'errore, quando li vedete, questa è la concentrazione di anidride carbonica, la concentrazione di ossido di azoto, la concentrazione di metano, sono in varie unità, sono parti per milione e parti per miliardo. Si intende, prendete un metro cubo, lo dividete in 1000 per 1000 per 1000 cubetti, ne prendete 200 di quelli e avete la quantità di anidride carbonica che c'è dentro quel cubo. Qua invece fate qualcosa di più, ne fate 1 miliardo, d'accordo, di cubetti, 1 miliardo cubo, e prendete questi numeri qua e vedete la concentrazione. Insomma, roba piccola. Sì, è roba piccola in sé, 200 parti per milione, per metro cubo. Ora vedete che 20.000 anni fa, questa è la scala temporale, tempo prima del 2005, il livello di anidride carbonica, se voi andate più indietro qua nel tempo ci sono altre fluttuazioni, però più o meno rimane stabile, fino a circa 600.000 anni fa, non è mai stato superiore ai 280 ppm lungo 20.000 anni passati. Qui andrebbe mostrato, però complicava un po' la figura, c'è un inviluppo con le barre d'errore, eccetera, eccetera, però diciamo che rimane sostanzialmente così. Va bene? Qua, come vedete, allo zero, quindi circa il 2005, c'è questo sbuffo qua, che vedete anche in tutte le altre abbondanze, quindi sia il metano che l'ossido di azoto. È interessante questa cosa perché è un aumento deciso. Poi andate a fare uno zoom temporale e trovate, con le sue belle barre d'errore, che la crescita comincia circa nella metà del 700 per poi accelerare moltissimo. Allora uno dice, che cosa è successo intorno alla metà del 1700? No? Ovviamente la rivoluzione industriale. Quello che è successo più tecnicamente è che quello che passa dall'atmosfera agli oceani, agli strati, alla biosfera, perché come sapete la materia vivente sulla Terra è a base di carbonio, agli strati geologici superiori, e poi ci sono gli strati geologici profondi. La maggior parte del carbonio sulla Terra sta negli oceani, sottotendentemente, senza andare a contare la crosta terrestre profonda, gli inviluppi terrestri profondi. Ora, il problema però, andando a vedere delle cifre che io fatico sempre a ricordarmi, però sostanzialmente, diciamo, negli oceani ci stanno 38 milioni di tonnellate di carbonio equivalente. Nell'atmosfera ce ne stanno circa 700.000, al suolo ce ne stanno circa 2.300.000 e nel sottosuolo circa 3,7 milioni. Okay? Quindi 40 milioni negli oceani, 700.000 nell'atmosfera, qualche milionata nella, diciamo, biosfera, strati geologici superiori, e qualche milionata nel sottosuolo. Dove, quando dico sottosuolo, intendo gli idrocarburi, cioè intendo il petrolio e il metano, sostanzialmente.